Nel cuore della Calza, uno dei quartieri più antichi e affascinanti di Palermo, sorge l'Oratorio dei Bianchi, luogo che custodisce secoli di storia, arte e spiritualità. Edificato nella seconda metà del Cinquecento dalla nobile Compagnia dei Bianchi, deve il suo nome al colore delle tuniche indossate dai confrati, uomini che svolgevano una delicata opera di conforto spirituale verso i condannati a morte nelle loro ultime ore di vita. L'edificio, ricostruito e ampliato nel Seicento dopo un incendio, mostra ancora oggi una facciata severa ma elegante, mentre al suo interno conserva ambienti di grande pregio artistico, arricchiti da affreschi, marmi e preziose opere scultoree. Ma c'è un elemento che rende questo luogo ancora più straordinario. Qui è custodita l'antica porta lignea araba, varco storico attraverso cui nel 1071 fece il suo ingresso in città Roberto il Guiscardo durante la conquista normanna di Palermo. Un reperto unico che collega idealmente culture, dominazioni e secoli di memoria. L'Oratorio dei Bianchi non è soltanto un monumento, è una pagina viva della storia di Palermo, un luogo dove arte e memoria continuano ancora oggi a raccontare il passato.